La prima, una donna di 89 anni, non era vaccinata, la seconda di 93 era stata immunizzata a maggio ed era in attesa della terza dose. Entrambe sono morte a causa del Covid nelle ultime 24 ore, tutte e due prima di ammalarsi. Erano entrate a contatto con figli positivi al virus e non vaccinati. Questo il tragico denominatore comune di 2 decessi dai pesantissimi risvolti familiari. Il problema è vero, è proprio questo, la trasmissione di chi diventa positivo giovane e che va a contatto con le persone anziane che non avendo ancora fatto la terza dose e avendo un decadimento anticorpale possono diventare di nuovo positivi ed essere a rischio. E questo nel giorno in cui la Marca tocca un nuovo record in termini di contagio, 445 le positività, secondo dato peggiore del Veneto dopo quello di Padova. Sono tanti, sono scuole, sono palestre, sono ovviamente squadre sportive, cioè siamo molto sulla popolazione giovanile. Ricordo a tutti che un terzo dei positivi sono giovani. Da qui il messaggio dello stesso Benazzi a governo e comitato tecnico scientifico. Io mi auguro un'accelerazione sulla terza dose e dopo che passi questo messaggio importante di continuare a usare le mascherine quando siamo all'aperto, in assembramento vicino agli altri e comunque nei luoghi chiusi, perché questo è l'unico modo insieme al vaccino di salvaguardarci. Intanto crescono le prenotazioni di terze dosi tra gli over 40. Su 60.000 40.000 sono già occupate. Questi fronti aperti alla vigilia di una stagione intensa, shopping natalizio e Black Friday sono imminenti. Il solito messaggio che è un mantra ormai, che è quello di usare sempre la mascherina quando si va nei negozi, quando si fa shopping, quando si va in luoghi dove c'è un assembramento, lavaggio delle mani e la vaccinazione. Ormai è un mantra che spero che entri nella testa della gente.